Una grande Varese per avere meno strisce blu, più vigili di quartiere e più attenzione a tutti i cittadini partendo dai più bisognosi. Il 3-4 ottobre barra il simbolo della lista per una grande Varese e scrivi Fraietta, insieme per far tornare di nuovo grande Varese. Buona giornata, ben ritrovati con il TG delle ore 13 di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Nottata di maltempo nel Varesotto, colpiti soltanto alcuni centri ma numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. A Tradate si è allagato il sottopasso di Corso Matteotti, nell'acqua è rimasta intrappolata un'auto. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo l'uomo che era all'interno del veicolo. Gornate Olona è stata investita da una grandinata, come si può vedere dalle foto a corredo della notizia. Problemi sono stati segnalati anche a Venegono Superiore, Venegono Inferiore, Solbiate Arno, Castelseprio, Vedano Olona e Castiglione Olona, principalmente allagamenti e alberi caduti. Ancora la cronaca, incidente frontale questa mattina attorno alle 8 a Travedona Monate. A scontrarsi in Corso Europa sulla strada provinciale 36 una moto e un'auto. Feriti una donna di 44 anni e un uomo di 41. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Cittiglio. Un altro incidente si è verificato sempre questa mattina sulla provinciale 17 a Crosio della Valle. Anche in questo caso coinvolte un'autovettura e una moto. È rimasto ferito un uomo di 35 anni. In un primo momento le sue condizioni sono parse gravi, tanto che è stato chiamato l'elisoccorso decollato da Como. Per fortuna poi l'uomo si è parzialmente ripreso ed è stato trasportato all'ospedale di Legnano, per lui traumi e fratture. Ora ci trasferiamo in Svizzera, nella Locarnese. Cade mentre attraversa un ponte a causa del cedimento di una staccionata in legno e precipita nel ruscello sottostante. L'uomo ora versa in gravi condizioni. Il fatto è accaduto ieri nella Locarnese poco prima delle 19 lungo un sentiero in zona Predumon a Verscho. Il 73enne cittadino svizzero è stato trasportato in elicottero in ospedale. Siamo alla politica. Matteo Salvini oggi sarà a Varese per supportare la campagna elettorale di Matteo Bianchi, candidato sindaco leghista del centrodestra nel capoluogo. Salvini parteciperà al Tour dei Rioni. L'appuntamento con il comizio è fissato alle 15:15 in piazza 20 settembre. A margine si attendono sviluppi dopo lo scontro di ieri con il ministro e suo vice Giancarlo Giorgetti tra scintille e distinguo quando ha smontato l'endorsement a Carlo Calenda, il candidato sindaco che potrebbe vincere a Roma se intercettasse i voti della destra in uscita, secondo i pronostici del ministro leghista dello sviluppo economico. Salvini ha anche ricordato che è Enrico Michetti il nome scelto dalla coalizione per il Campidoglio. Siamo allo sport, calcio campionato di Serie C, turno infrasettimanale, la Pro Patria di scena oggi alle 18 sul campo del Lecco, il servizio di Marco Raimondi con immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz riferite alla partita di domenica della Pro Patria col Padova. È una Pro Patria spuntata quella in viaggio verso Lecco, dove questo pomeriggio, con fischio d'inizio alle 18, affronta una delle trasferte più insidiose di tutto il campionato. Blucelesti e bianco-blu sono divisi infatti da una fiera rivalità, acuita negli ultimi anni, e la sfida del Rigamonti Ceppi non è mai uguale alle altre per queste due squadre. Luca Prina, tecnico della Pro Patria, ci sarebbe voluto arrivare in altre condizioni, ma per questa gara altri due infortunati si aggiungono alla lista degli assenti. Parker ha subito una ginocchiata domenica scorsa contro il Padova e non sarà della partita. Altra defezione in attacco, quella che riguarda Piu, che ha accusato un problemino fisico che gli impedirà di rispondere alla convocazione. Non recuperano Brignoli, Lombardoni e Molinari. Una gara delicata contro un Lecco che secondo gli addetti ai lavori ha le carte in regola per essere protagonista e puntare in alto, ma che arriva dalla cocente sconfitta di Trieste. Anche la Pro Patria però non sta bene, non ha ancora digerito il KO, condito da dure polemiche arbitrali contro il Padova.
Bene, con il calcio si chiude questa edizione del TG Ore 13 di prealpina.it. L'appuntamento si rinnova questa sera alle 19. Buona giornata.